Allora, siamo con mister Alessandro Cipriani. Buongiorno. Buonasera mister, intanto, e benvenuto per la prima volta ai nostri microfoni sul nostro canale. Siamo nel post partita della finale Coppa Juniores. Mister, la partita è finita 2-1 ai supplementari per il Padova, ma non c'è nulla da recriminare sicuramente per le nostre ragazze. No, siamo riusciti a far soffrire una squadra che è fuori discussione, è superiore a noi, però siamo riusciti a portarle praticamente al 120esimo, hanno sofferto e hanno anche rischiato alla fine di prendere un gol verso la fine. Forse sarebbe stato troppo il pareggio e quindi mi sembra giusto il risultato a favore loro. C'è un po' di amarezza per essere arrivati qui e poi ti giochi la finale, d'altra parte uno deve vincere e uno deve perdere, quindi in questo caso purtroppo è stata la nostra squadra a perdere. Volevo un attimo partire percorrendo questo ultimo anno e mezzo tuo qui a Vittorio Veneto. C'è un percorso da fare, questa finale è un premio forse giusto, poi possiamo dire così, per il percorso che ha fatto il Vittorio Veneto? Ma io direi proprio di sì. Il progetto era portare la squadra ad avere un numero di 30 giocatrici che si sono giocate durante l'anno il campionato di eccellenza e il campionato juniores. Tutte hanno potuto partecipare dall'una e dall'altra parte e tutte hanno fatto questo, diciamo così, sono tutte migliorate nel corso dell'anno. Non a caso oggi in finale avevamo una squadra molto giovane, avevamo un 2008 in campo, avevamo un 2007, 2006 e ragazze che fino a 5-6 mesi fa non facevano parte del nostro gruppo. Sono cresciute tutte, si sono giocate la partita, è logico che l'esperienza era relativa, ma ripeto, abbiamo portato fino alla fine una squadra blasonata come il Padova a soffrire per questa Coppa. Dici sempre no alibi per la tua squadra, però la mancanza magari di Sordon, Chiara Salvador ha un po' influito secondo te e soprattutto l'ultima domanda, si poteva cogliere ancora di più secondo te da quello che avevi in campo alla fine? Ma giustamente no alibi e quindi questo gruppo si è allenato insieme per tutto l'anno, per cui le sostitute hanno sicuramente fatto quello che potevano e quelle che erano le loro attitudini. Io penso che più di così non si potesse fare, non a caso abbiamo cambiato più volte moduli e penso poi che l'espulsione di Ilaria sia stata un pochettino come si dice, cedere le armi, perché giocare in 10, due giovanissime in mezzo al campo e non aver più dei riferimenti sicuramente ci ha portato un po' a giocare meno a calcio, quello che poi facciamo solitamente, e a rischiare così qualche colpo dalla canna. Quasi ci riuscivamo però, perché con Elena diciamo che le abbiamo fatte tremare all'avvio del secondo tempo supplementare. Congratulazioni allora mister comunque e continuiamo così nel nostro percorso. Ecco. Assolutamente, le ragazze sono piene di voglia, il mister anche, dobbiamo solo continuare quello che è il nostro progetto.